Beh, io sono Alessandro Donin, ho 51 anni, ho un'azienda vitivinicola sostanzialmente. Diciamo che la viticoltura ha dato un nuovo futuro all'azienda che effettivamente non aveva moltissimo. Io sono Francesca, sono la figlia, ho 23 anni. Quando riesco appunto aiuto mio papà magari nella raccolta estiva della frutta. Sono molto orgogliosa di quello che mio papà ha creato e ecco. Il fatto della raccolta frutta veniva bene nelle stagionalità del lavoro e quindi anche Alberto, mio figlio, li abbiamo sempre fatto. Lei invece apprezza molto di più l'uva, anche perché In tutte le sue operazioni, ecco, anche se ad oggi insomma, non si è ancora impegnata in prima persona nell'aiutarmi nei lavori, diciamo così. Fortunatamente c'è il macchinario apposta, Esatto. se ci fosse Però, anche per il resto... Bisogna anche guidarlo, e voglio dire, magari insomma, in un futuro potrebbe... Mio papà mi ha sempre detto da quando veramente ero piccola che avevo la mia strada, i miei spazi, però nella consapevolezza che comunque adesso magari mi dice una cosa del genere e io sono ben contenta di sentirlo, anche nell'ottica appunto magari di collaborare con mio fratello, collaborazione ben dura, però fattibile. Per il papà fattibile. Abbiamo un bellissimo rapporto. Esatto, limpido, mi dice tutto quello che mi merito. Che penso? Beh, ci mancherebbe altro. Allora, la prima cosa che mi viene in mente penso sia integrità. Più integro di lui si fa fatica. Rispetto sicuramente, ma nel contempo sensibilità, diciamo, perché comunque con uno sguardo, come abbiamo detto prima, si riesce a dire tanto e a trasmettere tanto.